Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Dopo le notizie e gli articoli di stampa per quanto riguarda i lavori che verranno fatti al villaggio Perla, un villaggio importante del comune di Taglio di Po, dove abitano circa 1 migliaio di persone, il consigliere di minoranza Pregnolato ha fatto qualche appunto sull'utilità di questi lavori e naturalmente adesso vogliamo sentire il parere dell'assessore ai lavori pubblici appunto tagliolesi Davide Marangoni. Quindi cosa vuole controbattere alle critiche che ha appunto fatto il consigliere Pregnolato? Innanzitutto 235.000 euro è una cifra esatta? Sì, è una cifra esatta, ma non è neanche tanto una novità perché comunque è una cifra che è presente sia nel bilancio che nelle variazioni di bilancio che abbiamo fatto e che ho illustrato anche durante il recente Consiglio Comunale in cui sono state illustrate diverse opere pubbliche, lo stato di attuazione di alcune opere pubbliche, per cui non c'è niente di nascosto e non c'è niente come dire, di particolare. È la cifra che riguarda praticamente l'intervento complessivo di riqualificazione di un'intera area che attualmente è parzialmente utilizzata dai ragazzi, che però deve comunque necessariamente essere riqualificata e riammodernata. Ecco, primo stralcio 60.000 euro, stralcio erba, potatura, pulitura fosso, questo più o meno sarà questo il progetto. Ma in realtà il primo stralcio è qualcosa di più, perché ovviamente è vero che si parla di primo stralcio, però bisogna guardare il progetto nel suo insieme. La riqualificazione prevede, come dire, un potenziamento delle attuali aree verdi esistenti, quindi realizzando alcune aree che c'è stata e abbiamo sentito anche l'esigenza dei ragazzi, tipo una nuova area skate, migliorare come dire, anche la situazione nella zona verde attraverso l'illuminazione, quindi è un complesso, diciamo un intervento generale. Ovvio che si parte per stralci per una questione come dire, di gestione delle risorse e il primo stralcio non prevede tanto la potatura perché come è descritta sembra quasi una manutenzione ordinaria, in realtà riguarda un trasferimento di una zona del parco giochi, viene trasferita lì perché comunque lì c'è più ombra e dopo nell'altra parte realizzeremo altre strutture. Come avevo descritto già in consiglio comunale al consigliere e anche alla minoranza, ma tutto il consiglio comunale, mi riservavo anche di far vedere il progetto prima in commissione consigliare, prima di renderlo ovviamente maggiormente pubblico, ovvio, perché giustamente questo è un progetto, uno studio di fattibilità e come tale è anche fattibile di modifiche, di revisione, quindi la volontà era quella di coinvolgere comunque la minoranza. Ecco, da capitolato che lei ha sotto mano ci diceva che ci sono 180.000 euro per quanto riguarda opere in muratura. Sì, più che opere in muratura, opere edili. Sì. Diciamo, sui 235.000 euro di quadro economico complessivo sono 180.000 euro che riguardano proprio i lavori che verranno appaltati. La restante parte invece è quella che riguarda spese di progettazione, direzione dei lavori, IVA, insomma tutto quello che riguarda praticamente la parte anche delle tassazioni, insomma i pagamenti delle tassazioni, per cui in tutto insomma c'erano 180.000 euro di opere e circa 54.000 euro di diciamo spese tecniche e tutto il resto. Allora, la documentazione relativa al progetto è tutto questo, o meglio, questo è il progetto che è diviso insomma, in diversi elaborati tecnici che adesso mi sono preso l'impegno in Consiglio Comunale di illustrarlo in commissione consigliare, nella apposita commissione consigliare che abbiamo e dopodiché insomma lo renderemo anche pubblico. Ciò che un po' mi resto perplesso di quello che è uscito sui giornali è fare polemiche quando insomma si sapeva benissimo che la cosa doveva ancora essere illustrata e quindi a volte si parla senza ben sapere di cosa insomma,